altro. Andiamo. Guaira Project. Vai. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Pronti? Dai che questa la sapete tutti, Il l'anno buono guaglione, fa vide non soltanto l'ambione. E quando arriva a mezzanotte scende a fatica. Il l'anno buono guaglione, ma capitata che non va per chiona. Ha cominciato col vestito della sorella papazzia. Il l'anno buono guaglione, va a essere una signora. Il l'anno buono guaglione, era ancora l'amore. Sogna la vita coniugale, ma per strada poi sta male perché si girano a guardare. Chi non è buono guaglione, si vede soldi per l'operazione e non ha alternativa, solo azione decisiva. Chi non è buono guaglione, può essere una signora. Chi non è buono guaglione, crede ancora all'amore. Faccio crescere capire. Inviterò gli amici a casa per passare una giornata senza avere la paura che ci sia una chiamata e uscire poi per strada e gridare sono normale e nessuno mi dice niente, nemmeno la strada. E poi essere una signora, credere ancora all'amore. Grazie. In diretta da Napoli, Guaira Project, Napoli Pizza Village, RTL 102.5 insieme a Radio Z. Ve lo dedichiamo a questo bellissimo pubblico. Grazie. Oh prima amore, non è chi le libra e defilo una scuola. Oh prima amore, che va a sbattere sto cuore. Prima amore non è. Oh prima amore, sei tu, che hai cercato e sei venuta. Oh prima amore, sei tu, che hai cercato e t'ha già avuta. Oh dolce, e che sta voce, oh sapore, la gioventù. Oh prima amore sei tu, oh prima amore sei tu.
E che sta voce o sapore la gioventù, o primo amore sei tu, o primo amore sei tu, o primo amore sei tu, o primo amore sei tu. Allora, i Guaira Project sono una band veramente emergente che a Napoli va già fortissimo. Senti che genere che fanno? Sound meraviglioso. Sì, perché è un po' bossa, un po' Latin jazz, ma sono tutte canzoni poi famose perché prima hai sentito, no? Chi è buono Guaglione? Sì, quella l'ho riconosciuta. Quella là, di chi è? E di chi è? Di chi è? Ma come di chi è? Ma Pino Daniele, chi è un buono Guaglione? Allora dimmelo, aiutami. Carocci. Siamo nel dietro le Ecco. quinte, dai. Adesso questa è l'ultima ed è un loro inedito, sempre omaggio a Pino Daniele. Fammi aggiungere in diretta dal Napoli Pizza Village. Certo, certo. E sera e mo che tengo a capire tutto il giorno a faticare e non mi posso fermare. E giornate senza sole per poco e niente, e tuo sangue mi supporto sulla mente, perché va bene la sera e so contenta e sta con te. Mori da socchi tuoi, fammi vedere, dammi la forza che voglio da te, non mi lasciare solo. E adesso portami in Africa oppure in Sud America, e poi sento l'odore del sale sul lungomare che mi porta via da questa realtà. Che stress, è una vita che fa che pressa, corro dietro al tempo, provo a dargli un senso ma mi perdo in questa società dove i soldi sono una mania, la politica è una follia e ci lascia soli, ma non ci voglio pensare. Butto alle spalle una giornata nera e finalmente arriva la sera, e adesso portami in Africa oppure in Sud America, e poi sento l'odore del sale sul lungomare che mi porta via da questa realtà. E adesso portami in Africa oppure in Sud America, e poi sento l'odore del sale sul lungomare che mi porta via da questa realtà. Grazie. Wow, Guaira Project, ma bravi, ma bravi, ma bravi e complimenti. Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi. Vieni con me, tu vieni con me, vieni qui col bassista. Allora, ce li vuoi presentare gentilmente prima che lasciano il palco? Certo. Gianluca Russo al basso, Nino Pomidoro alle percussioni, Vittorio De Sangro alle tastiere, Vincenzo Di Girolamo alla chitarra. Bravi ragazzi, siamo sempre in diretta, potete tranquillamente lasciare il palco, io rimango un attimo invece col vostro cantante a chiacchierare. Allora, Guaira Project c'entra qualcosa Guantanamera?
Eh sì, diciamo di sì, perché la penisola della Guaira appartiene al Sud America e noi, diciamo, abbiamo portato i suoni napoletani con i colori del Sud America. Ma la scelta di ripescare, siete giovanissimi, canzoni come quella di Gagliardi, da dove arriva? Chi l'ascoltava a casa? Mamma, nonna? Sì, diciamo che sono un po' le tradizioni, quelle che tramandano i genitori o i fratelli più grandi, no? Le abbiamo volute un po' rivisitare per rivalutarle, per ridarle un significato nuovo. Io devo farvi veramente i complimenti, diceva giustamente prima Gianni, il vostro è un sound proprio da lungomare al tramonto. Complimenti, Guaira Project, l'applauso di Napoli, grazie, grazie di cuore, ciao, grazie.